Avanti con il Diabelli. E leggi quello che c'è sullo spartito. Moderato cantabile. Già. Cosa significa in termini musicali? Non ricordo. Pensaci. È uno sventato, Madame de Barry. A chi lo dice? Te l'ho detto l'altra volta e la volta prima. Il fatto è che non mi stai a sentire. Ora, per l'ennesima volta, moderato cantabile vuol dire melodioso e tranquillo. Melodioso e tranquillo. Avanti, tutto da capo. Che cosa aspetti? Hai qualcosa da dire? Sì, Parla. la sonatina. La sonatina cosa? A me non piace, Che cosa ci trovi da criticare? È deliziosa. ma è troppo difficile. Ah, e l'hai scoperto da solo. Beh, sì. Si dice sì e basta. Sì, ma Musagiro. Avanti, suona. Quando vuole, Madame de Barry. Sì, lo so, è cocciuto come un mulo. In questo quartiere. Ma che succede? Continua. Chi ha gridato? La sonatina. Avanti, suona. Come vede, è bravino in fondo. Se volessi. Cosa c'è? Ricomincia. E rammentalo. Moderato cantabile. Pensa ad una ninna nanna per farti addormentare. Non gli ho mai cantato la ninna nanna. Questa sera me lo chiederà. E sarà così persuasivo che sarò costretta a cantargliela. Si bemolle, lo sai, lo dimentichi sempre. Perché hai smesso ora?
credevo che... Continua. Ferma. Qui è successo qualcosa di grave. Sarà meglio interrompere per oggi. La prossima volta, Madame dovrà sapere benissimo il primo movimento. Arrivano altre auto. Circolate! Circolate! Fate passare! Andiamo, largo, largo! Via, via! Circolate di qui! Resta qui. Torno subito. Non muoverti. Ma voi siete no, Ma che le ha fatto? Uccisa. Sì, con cosa? Col coltello? No, l'ha strangolata. Ha visto tutto lui. Davvero? Avete visto? Largo, largo! Ma io non ho visto niente. Fuori! Fuori! L'hanno catturato? No. Guardatelo lì. Adesso la bacia. Perdonami, io non volevo, ma ora non soffrirai più. Ma scalzone. Che farabutto. Fermo un attimo. Adesso quel giorno è rovinato. Perché cosa ha fatto? Io non lo so. Ma ci saranno delle cose Certo, sarà anche ma è grave. Perché non ho rovinato tutta la vita? Lei è morta, ma lui è rovinato. Che è successo? Non è lui che ha gridato. No, non è stato lui, non guardare. E adesso Povero. sì.
Comunque, ricordatelo una volta per tutte. Moderato significa tranquillo, calmo, sereno. E cantabile che è una melodia. È semplice. Tu non sei riuscito a sapere niente? No. Ma tu ti trovavi lì, se non sbaglio. Sì, certo. La casa di Mademoiselle Giraud s'affaccia su quel tratto del lungomare dove c'è il caffè. D'altra parte, la lezione di piano è durata molto meno del solito. Con quel fracasso non si capiva niente. A proposito, devo dirti che Pierre ha imparato la sonatina quasi alla perfezione. Mademoiselle Giraud me lo ha ripetuto anche oggi. Non è che non abbia disposizione per la musica, è solo che non si applica seriamente. Parliamo d'altro. Sono stanco. Scusami. Desidera? Un po' di vino. E per il piccolo? Niente, ha già preso qualcosa.
Bella giornata, eh? Avevo sete. Sì, molta. Quasi quasi ne berrei un altro. Passavo di qui e... Si passeggia volentieri, eh? Oggi sì, ma ieri a quest'ora ero da Mademoiselle Giraud. Sì, l'ho vista. Già, Mademoiselle Giraud dà lezioni di piano al mio figliolo. Posso offrire io? No, perché non sono abituata. Quel grido era così forte che logicamente uno cerca di sapere, le pare? Ma certo. Perciò non ho resistito a ritornare qui. Ma lei non era presente al fatto? Non è esatto, dalle finestre della Giraud non si vede niente. Una ragione di più per ritornare, mi sembra. Non è d'accordo? Oh, certo, sì. Non si sa molto, però. Cioè, non si sa quale sia stato il movente. Già, non si sa il movente. Almeno per ora. Tu sai perché hanno gridato ieri? Vai a giocare adesso, vai. Sì, ma fra i due doveva esserci certamente una relazione. Una relazione d'amore, è quello che suppongono. Forse erano sorti degli attriti sentimentali. Li chiamano così i giornali, anche se si arriva al delitto. Per una volta. Ha ragione. Dunque diceva? Niente. Lei passava da qui? Sì. Porto a spasso il piccolo ogni giorno. Fino a qui? Beh, di solito vado nella foresta d'Arcy, oppure ai giardini, o sulle rive della Gironda. In questa cittadina in fondo ogni giorno succede qualcosa. No, non mi pare. Ne è convinta? Non ne ho idea, non posso dirlo. Solo che certe cose ti colpiscono più di altre. Ecco tutto. Non dovevo bere tanto vino. Ehi, salute amici! Salve. E allora tu cosa prendi? Un mistrale. A me un dolce. Io un bicchiere di vino. Io un bicchiere. No, io un po'. Un bicchiere di vino va meglio di un Capisci, da ieri sera io non ho fatto che pensarci, dalla lezione di piano. E non ho saputo trattenermi dal venire qui. Che c'è di male? Fai una partita? Per me un altro. No, io scappo a casa. Mi piace? Lei è Madame de Barret, la moglie del direttore delle grandi officine, e abita al viale della Marina. Sì, infatti. Beh, allora che si fa?
Giochiamo a carte o a biliardo? Ah, ve l'ho già detto, io scappo a casa, mia moglie mi sta aspettando. È una partita. Sì, poi 1, 2, Andiamo. Senti, Si vorrebbe poter dare tante cose ai bambini che non si sa mai da dove cominciare. Lei ha dei figli per caso? No, Sapesse quanto sanno farsi voler bene. Di più sarebbe impossibile. l'ho vista passare spesso sulla banchina. Stento a credere che ora sia qui con me. Ma allora salute ragazzi! è vuoto, Se è vuoto lo riempi! Guardi, è ancora chiaro. Le giornate si allungano. Lavora in questa cittadina? Alle officine de Baré, come tutti qui. Io devo andare. Se ritornerà, vedrò di sapere qualcosa su questa storia e gliela dirò. Strano, a volte non si ha voglia di andare a casa. Alza la testa. Certe volte mi sembra che tu sia finto. Un bambolotto di pezza. Pierre, vieni, andiamo a passeggiare. Dove? In giro, vieni. Ne sa qualcosa di più? No, niente. Oggi non va a lavorare, Monsieur Choin?
Perché non mi dici niente? Perché non mi va? Non sempre ho una voglia di parlare. Da quando prendiamo il traghetto? Da quando ero molto piccolo? Sì, da quando eri piccino, piccino, piccino. Non puoi ricordarti, è impossibile. Ma sì, mi ricordo dei fronzoli. Come? Che fronzoli? Quelli tuoi. E c'erano anche delle giunchiglie. E c'era anche papà assieme a noi. Quanti anni avevo allora? Beh, le giunchiglie ci sono ogni anno. Cosa vuoi che ne sappia? Ma sì, che lo sai. Avevi un bel vestito tutto blu con dei fronzoli. E poi cos'ha? E poi io ero caduta e mi ero fatto male a un ginocchio. E tu ti sei spaventata. Ah, sì, hai ragione. Oh, senti, ma eri molto piccolo. Te lo ricordi ancora? Sì, io mi ricordo tutto. Aspetta, tu avevi 4 anni. Raccontami una storia di quando io ero piccola. Va bene, quando eri piccolo piccolo? È arrabbiata con me? No. Vede, è difficile per una donna trovare una scusa per entrare in un caffè. Non sono stata capace di inventare qualcosa, sia pure la scusa del freddo o della sete. Dove siete andati? Lei mi deve scusare. È riuscita a sapere qualcosa di più. Se avesse sentito quel grido. Un urlo così lungo e acuto che si è troncato di colpo quando era al diapason per riprendere in sordina. C'ero anch'io. Una volta mi sembra di aver gridato anch'io un po' a quel modo quando ho messo al mondo il mio bambino. Io ora so tutto, quasi tutto. E perché mi ha detto no prima? Si conoscevano esattamente da 6 mesi. Da 6 mesi si conoscevano. Si erano conosciuti per caso? Per caso. Lui passava davanti a casa sua per andare al lavoro ed essa lo vedeva. Ecco come sono cominciate le cose. Lei guardava sempre la strada da dietro le finestre. Anche lui la vedeva. Era una donna a cui piaceva la mattina guardare gli uomini che andavano a lavorare all'arsenale. Ma solo quando ha cominciato a veder passare lui, ha capito quanto s'annoiasse. E ha capito che la noia durava da tempo e che da tempo guardava gli uomini. Mentre le altre donne dormivano ancora. Come hanno incominciato a parlarsi?
Vede, lei abitava in una casa con un giardino circondato da una cancellata. E a volte la sera, specie in questo periodo, quando il figlio e il marito dormivano, usciva a passeggiare. Andava fino al cancello e guardava la strada. Andava avanti e indietro. La notte dormiva male. Il quartiere dove abitava è calmo, specie di sera. Solo qualche passante, una bicicletta. È tutto. Chi lo sa perché era inquieta. Un'abitudine la sua, di recarsi di notte in giardino. Sì, un'abitudine. Non aveva mai gridato. Non aveva mai gridato. Una sera lui la vide in quel giardino. E allora vi tornò. E ritornò. E tornò ancora. E una volta si fermò. È tutto. Strano sia successo in questa cittadina. Non so abituarmi all'idea. Cominciarono nel modo più banale, come sempre. E poi, dopo, dopo nessuno potrebbe raccontarlo. Guardi, l'estate è vicina. no, Ma sì. no. In questo paese non è mai estate. C'è sempre un gran vento. È da molto tempo che vivi qui. Un anno. Ma io sono 8 anni. Dopo il suo matrimonio. Sì. Io al suo posto me ne sarei andata. Andrei in una città senza alberi, senza vento. Qui c'è sempre un gran vento, salvo 2 o 3 giorni all'anno. In cielo volano solo uccelli marini che arrivano portati dall'uragano. E quando questo cessa, gridano e urlano per di fiato sull'estuario. E non ti fanno dormire. Io me ne andrei da qui. Al suo posto me ne andrei via. La prima volta che l'ho vista è stata alla fine di maggio dell'anno scorso. C'era un ricevimento per il personale delle officine. Ci guardava con affabilità e indifferenza. Stava appoggiata a un grande piano e sul vestito nero sul petto lei portava una magnolia. Guardava in giardino aspettando che ce ne andassimo, tormentando di continuo quella magnolia. Io mi chiamo Chauvin. Devo andare adesso. Ci sarà modo di vederci ancora? Sarà molto difficile. Le mie giornate sono tutte piene. Avrei però voluto sapere prima d'andare un particolare, anche se non è sicuro. Perché alla fine l'ha ammazzata? Non lo so. Davvero non lo so. Ma lei che cosa pensa? Suppongo che sia lei che gli abbia chiesto di ucciderla. Non avevano vie di scampo.
Ma che cos'hai? Non lo so proprio. Amore mio. Ci andremo ancora? E dove? Ma lì? Può darsi. Io vorrei tornarci perché ho detto al mio amico che mi comprerai un gran battello rosso a motore. Hai sentito? Sì, ho sentito. Un gran battello rosso a motore. Oh, guardalo lì. Come sei cresciuto. Come sei cresciuto. Ti voglio bene. Anche qua. Un pochino più. Posizione. In fondo. Adesso vedete esattamente le cose come stavano. Sì. Vedete tutto esattamente come ci trovavamo. Su, levagli le manette. Avvicinati. Avanti. Lo riconosci? Sì. Tu dov'eri? No, non so. No. Bene, distenditi come stavi. Eccolo, eccolo, eccolo. Te la spassavi, eh? Devi lasciarlo a me. Monsieur Chauvin. Non se ne va a Bordeaux stasera? No, stasera no.
Non ho l'abitudine di star fuori di casa a quest'ora. Ma che cos'ho? Che mi succede oggi? Sarà perché in paese tutti sapranno che lei e io... Oh, quanto a questo lo sanno già. Ero davanti a casa sua stanotte. Si vedeva benissimo il giardino. Ci sono rimasto a lungo. Al primo piano, a destra, guardando la facciata, 2 finestre erano illuminate. È la mia camera. Non riuscivo a dormire. Nemmeno io. Mi ero promessa di non venire e invece... Anch'io mi ero promesso di non rivederla. Oh. Mi sento così affaticata. Affaticata come non mai. Affaticata come non mai. Sì. Si era ripromessa di non venire. Se non altro di tentare. E soprattutto per quel delitto, capisce? Ha letto i giornali stamani? Sì. Allora sa che... Che quella storia l'hai inventata. Non tutta. Sempre in questi ultimi anni. Di notte o di giorno, in qualunque istante, mi sono resa conto che tutto può succedere. Senta, la prego. Vorrei capire un poco di più quel delitto. Anche se la costringo a lavorare di fantasia. Provi a raccontare. Ecco, vede.
si incontravano in una baita isolata, a picco sul mare. Ah, sì. È battuta dai venti. D'estate vi fa caldo. Come quando si sono incontrati lì per la prima volta. Gli ultimi tempi egli aveva lasciato il lavoro. Si vedevano quasi tutti i giorni. Era diventata la loro casa. Non lo sapevano prima di andarci che sarebbero finiti in modo così tragico. No, non lo sapevano. Mi scusi. Le piacciono tanto le storie altrui? Sì. E non sa quanto. E se fosse la sua? Lo stesso. Se me la raccontassero. Continui. E così arrivò il momento in cui egli la guardava e non la vedeva come prima. Non gli importava più se era bella, giovane, vecchia o morta. Credo che egli sia arrivato a un certo punto a preferirla morta. Mi piace quando lei parla. E fu con lui. Sì, fu con lui che essa capì cos'era veramente. Come dire, una Sgualdrina. E arrivò il momento in cui egli capì che quello che voleva era il suo corpo. Non è vero? Sì, infatti. Sarebbe meglio che andasse via. La sonatina. La deliziosa sonatina di Diabelli. Avanti. In che misura è composta questa sonatina? Su, dillo.
È una misura in quanti tempi? 3 tempi? 4 tempi? Dillo. Moderato cantabile. Ma lo fa apposta. Non ci sono altre spiegazioni. 4 tempi. Ripeti. Avanti. Può darsi che non abbia sentito. Ha sentito benissimo. Una cosa lei non vuole capire, Madame de Barry, ed è che lo fa apposta. Pier, tesoro, dillo, su. 4 tempi. Ha visto che lo sapeva? Forse l'aveva dimenticato. Un giorno saprà tutto senza esitazione. Sono certa che a suo modo imparerà. Lei cerca troppe scuse, Madame de Barry. Lo faccio anche con me. Le scale. 10 minuti. Do maggiore per cominciare. Imparerai a seguirmi. Di nuovo. Ho detto 10 minuti. Ricomincia. Perché? Questo è il colmo davvero. Perché lo dico io e basta. Oltretutto è impertinente. Sol maggiore, 3 volte, per favore. Non hai sentito? Ho detto 3 volte. Su, avanti, Pier. Sono sicura che hai sentito. Va a finire che i bambini mi faranno diventare cattiva. Poi, se non s'applica, non si fa la mano. Ha ragione. E quindi io non so se potrò continuare a occuparmi di lui. Gli spiegherò che deve obbedirle, glielo prometto. L'ha detto altre volte. Ma qui c'è poco da spiegargli. Solamente decidere se deve o no studiare il piano. Si tratta di educazione. La sonatina adesso. 1, 2, 3, 4. Vieni. Cosa li fanno ai cervi? Li catturano con delle grandi reti e li portano nelle altre foreste. E da dove vengono i cervi? Te l'ho già detto, no? Ogni volta che veniamo qui. Ripetilo. Ebbene, ecco. Sono dei cervi che arrivano da altre regioni. Passano in questa foresta tutti la stessa notte. Tutti insieme la stessa notte. Ma da dove vengono? Da lì in fondo, da lontano.
E dove vanno? In Germania. È un paese tanto, tanto, tanto lontano. Perché? Ah, questo è un mistero. Se passano di notte è perché hanno paura. Sei certa che nessuno sa il perché? Voglio che me lo spieghi. Nessuno. E non posso spiegartelo. Non deve essere vero che li mandano in altre foreste. Li uccidono. E tu non vuoi dirmelo. Ti assicuro di no. Te l'assicuro. Pierre. Pierre! Tesoro, dobbiamo andare. Dì, hai visto? Ci siamo persi. Sì, è vero. Ho fatto tardi. Le lezioni di piano sono lunghe. E poi ce ne siamo andati nella foresta d'Arcy. Tutto bene? Sì, madame, tutto bene. Un po' di vino. Per favore. Grazie. Come ti stavo dicendo, l'altro giorno io sono andato a trovare mia moglie e lei tutta meravigliata mi ha domandato come io volevo essere caduto, sì, io questo sapeva. No.
Grazie. Allora, addio. Va bene. State bene. No. Perché è ritornata? Perché credo di amarti. Ecco perché. Ma non sono mai sicura di ciò che dico. Non sono mai sicura di niente. Forse lui desiderava ucciderla subito. Dalla prima volta che l'ha vista. Forse ci siamo sbagliati. Può darsi che prima di conoscerla non conoscevo neanche me stesso. Se ne vada. Non credo di essere nata per una felicità duratura, ma di poterla avere solo per brevi istanti e con certi uomini. Questo l'ho capito da qualche giorno, da quando t'ho conosciuto. Ma stasera noi diamo un ricevimento e per forza devo esserci. Forse potrei farne a meno. Per una volta credo di poterne fare a meno. Può fare anche a meno di restare qui. È una serata splendida. Potremmo rivederci. Dopo cena, all'ora che vorrai tu. E dove vorrai. Credo che non sarà possibile. Un minuto soltanto. Qui, se preferisci. Fanno delle cose che non capisco. Sì, veramente. Certo, quei titoli hanno avuto notevole. L'altra sera a Bordeaux ho visto una commedia deliziosa. Sì, gli attori chi erano gli attori? Non mi ricordo. Ha visto la moda di quest'anno? Lui è un abiti francese. orribili, per carità, non lo seguirò certamente. veramente la moda. Lui è un francese. Sì, certamente, madame, sono perfettamente d'accordo. Grandiosa, veramente. Ma lei Ah, sì, certamente, madame. diceva mia moglie che No, solo un vestito parigino e lei ad ogni modo una mostra. Sì, Io penso che... No, grazie. ha ragione perché vede, io sono passato l'altro giorno in borsa e non so. Era da molto che non ci vedevamo. Ah, sì. Se non sbaglio, l'ultima cena fu 6 mesi fa. Sono convinto anche che proprio scusa. le azioni possono essere. Vuole che la frequentiamo abbastanza? Come vanno le lezioni di Pierre? Anna, non hai sentito, vero? Sì, scusa. Chiedevo come vanno le lezioni di suo figlio. Oh, mi scusi tanto. Per il momento, una piccola sonatina di Diabelli. Che bravo. Già suona dei pezzi? Sì, è bravo. Veramente. Che bello.
Mademoiselle Giraud, che come sapete dà lezioni di piano anche a mio figlio, mi ha raccontato una cosa buffa. Moderato cantabile, non riesce a ricordarsi cosa voglia dire. No, non lo ricorda. Oh, poverino. Veramente è un po' troppo difficile. E come fa così piccolino? Sono strani i bimbi. Ci vuole pazienza. Immagino che già sia andato a letto. Non si potrebbe vederlo? No, starà dormendo. In villeggiatura, no, dare così. Un po' pesante, così, naturalmente. Non è che poi quest'estate andremo via tutti quanti. Sì, ma no, naturalmente. Fa piacere ritrovarci ogni tanto così fra amici, tutti riuniti. L'estate è il solo problema. Le vacanze e la vita. Io d'altra parte... Basta, ecco, grazie. Grazie. Poi io penso che pesante. No, grazie. Davvero, non potrei mangiare niente. È squisito. Forse è il profumo della magnolia che le dà fastidio. È così forte. Sono abituata a questo profumo, non è nulla. Non si sente bene, Madame de Barry? No. Si tratta solo che non ho appetito. Anna non ha sentito. Ce ne andremo insieme in una baita isolata a picco sul mare. In una baita isolata a picco sul mare. Il mare è l'ideale per i bambini. Pierre ne sarà certo felice. Sì. E sua figlia come mai non è venuta stasera? Aveva un impegno, e così. Anna. Anna. Che dico agli invitati? Che sono diventata pazza.
Sì, Chauvel, ma stavo per chiudere. Mi scusi, ma devo vedere Madame de Barret stasera. E possiamo incontrarci solo qui. C'è nessuno qui. Perché non mi hai risposto? La stavo aspettando. Io parto domani. Per sempre. Sì, per sempre. A causa mia. Nostra. Sì, a causa tua. Lo sapevo che non era possibile. Ma non credevo che succedesse così presto. Se io restassi, non potresti più passeggiare in paese con tuo figlio. No, non avrei più potuto farlo. Anche per le lezioni di piano. Avrei dovuto fare in modo che qualcun'altra ce lo accompagnasse al mio posto. No. Sono sorvegliata continuamente, se tu sapessi. Lo so. E do ragione a chi ti fa sorvegliare. Vorrei che continuassi a parlare, te ne prego. Non avremmo potuto amarci. Succede a volte, purtroppo.
Sono 7 giorni ormai. 7 notti. 7 notti, è vero. Avvicinati a me un momento. Un minuto solo. E poi ci separeremo. Non sarò più capace di parlare a nessuno. Sì. Un giorno parlerai a un fanciullo o a uno qualunque. Sarà bel tempo, dirai che è bel tempo. Sentirai il desiderio di dirlo a qualcuno. E ricomincerai per noi. No. Ora non riesci a crederci. Sarà diverso poi. Non ci rimane molto tempo. Fra poco sarà giorno. Ho paura. Ho paura. Ho paura. Vorrei che fossi morta.